È stata una sfida culinaria a colpi di spadellate e mestolate, di grande successo, quella andata in scena il 13 giugno a Relais Monaco di Ponzano Veneto. Un contest culinario a 360 gradi che ha visto la squadra rossa vincere la seconda sfida ai fornelli del CLAI Challenge 2019, dopo la prima tappa a Roma. Entrambe le squadre, rossa e verde, erano composte da 4 blogger provenienti da tutta Italia, che con i prodotti del territorio, tra i quali i salumi forniti dall'organizzazione, dovevano risaltarne i sapori. Occasione per fare cultura enogastronomica. Assolutamente sì, per fare cultura gastronomica e per raccontare il valore e la qualità dei nostri prodotti. Quindi diciamo che la sfida, questo show cooking, aveva come vero obiettivo quello di raccontare la qualità dei nostri prodotti, che cosa c'è dietro e perché un consumatore oggi, acquistando CLAI, acquista un prodotto buono e sicuro. Le caratteristiche principali di tutta la nostra produzione è che è produzione italiana, 100% italiana, dove i nostri maiali sono allevati, quindi sono maiali italiani, e la particolarità è che arrivano dai nostri soci allevatori. CLAI è una cooperativa di soci allevatori e lavoratori, e la carne, questa carne 100% italiana di alta qualità, arriva proprio dai nostri soci. Valorizziamo sia le nostre tradizioni tipiche romagnole, perché comunque CLAI nasce a Imola, ma poi abbiamo saputo reinterpretarle e adattarle a tutto il territorio nazionale, tant'è che comunque la dimensione dei volumi, la dimensione cooperativa è comunque una dimensione nazionale, il respiro è nazionale e internazionale. Una sfida che ha visto come presidente della giuria tecnica lo chef stellato Massimiliano Max Mascia, insieme ad altri 2 chef di rilievo nazionale, mentre la giuria popolare era composta da giornalisti ed esperti del settore. Abbiamo scelto 2 ricette che rappresentassero anche il territorio e i suoi prodotti tipici, quindi risi e bisi da una parte, la casatella DOP dall'altra, quindi ci piace valorizzare anche i prodotti del territorio in cui facciamo i nostri giri, e entrambe le squadre hanno studiato 2 belle ricette interessanti, una più tradizionale, una un pochino più fantasiosa, però direi con entrambe con ottimi risultati. Si tratta di un nuovo format, di un percorso chiamato Progetto Valore, iniziato nel 2017, mirato a promuovere i prodotti d'eccellenza dei brand del gruppo CLAI, Cooperativa Lavoratori Agricoli Molesi, trainata dallo storico salumificio Zuarina di Parma. Al termine della sfida culinaria, i brand Ambassador CLAI, salumieri dei negozi di proprietà CLAI, ovvero le macellerie del contadino, si sono cimentati nel far degustare i prodotti della cooperativa, raccontandone, oltre alle caratteristiche, anche il percorso produttivo. Al termine della seconda tappa, a Treviso, soddisfatti per il risultato ottenuto, è tempo di pensare alla prossima sfida e si invita il pubblico a seguire la prossima tappa del CLAI Challenge, che si terrà a Torino. Un nuovo format che sta andando molto bene, tanto atteso, CLAI Challenge, che è alla seconda tappa qui a Treviso. La prima è stata a Roma, è stata molto divertente e coinvolgente, perché ovviamente siamo in diretta su Facebook e quindi sono tante le persone che ci seguono da casa e vengono coinvolte in qualche modo, quindi ci fanno anche domande per saperne di più e si divertono con le 2 squadre che spadellano in continuazione ai fornelli. Continuate a seguirci sui social, perché ci saranno tante altre nuove iniziative